come ha già detto Howard, vi prego di considerare questa conferenza mia di oggi un po' in parallelo con quella che sentirete a Venezia da Damiana Paternò, che cerca di fare una lettura dell'intera produzione di Palladio dal punto di vista della costruzione. Grazie, se non si può aprire un po' anche lì, no? Quello che ho cercato di fare è cercare di darvi una visione generale del lavoro di Palladio durante l'intera vita. Quindi non tanto di entrare nel dettaglio degli edifici che poi troveremo, non so se vi dà fastidio o no, va bene, così basta, giusto un po' di, magari se mi apre un po' anche quella. Ho cercato di provare a darvi una chiave di lettura. Palladio produce un numero enorme di progetti, circa 200 fra realizzati, semplici disegni eccetera, le costruzioni sono una cinquantina. Quello che è sempre difficile affrontando Palladio è provare a vederlo insieme. Quello che ho cercato di fare oggi per voi è cercare di dare una lettura complessiva dell'attività di Palladio. Quindi immagino che questo tipo di contributo vi solleverà più dubbi che risposte, ma è proprio quello che cerchiamo di fare. Voi sapete che Palladio nasce nel 1508 a Padova, però mi pare che una data cruciale per la sua carriera sia il 1543. Perché? Perché nel 1543 entra a Vicenza. Dovete immaginare una Vicenza ancora gotica, una Vicenza coloratissima, perché gli edifici sono molto spesso ricoperti di intonaci colorati, se non rossi di mattoni. Bene, nel settembre del 1543, in questa Vicenza ancora medievale, avviene una entrata trionfale, vale a dire entra in città il cardinale Ridolfi, nipote di Lorenzo il Magnifico, vescovo di Vicenza già da alcuni anni, ma che prende possesso della diocesi solamente nel 1543. E in occasione dell'ingresso in città di Ridolfi, Vicenza viene trasformata in una sorta di Roma di cartapesta. Cioè o meglio, la città viene trasformata in un enorme modello in scala 1 a 1 di una sorta di, come dire, Roma. Perché? Perché vedete, vedete i numeri, viene costruito un arco non siete ancora molto, immagino, familiari della topografia vicentina, però immaginate il grande corso, che esiste ancora adesso, si chiama Corso Palladio, Porta Castello, che è quella grande porta con un torione medievale che incontrate arrivando dalla stazione. Bene, il vescovo Ridolfi entra da lì, trova un primo grande arco di trionfo in stucco e legno bianco, all'interno del castello, che qui vedete come numero 2, una sorta di grotta, di frasche, con dentro 2 statue di 2 fiumi, una statua colossale al numero 3, al numero 4 una serie di obelischi, al 5 un grande arco quadrifronte, cioè al centro della strada intorno a cui il corteo gira, per entrare in Piazza dei Signori, trovare la Rua, arrivare sul retro del Duomo, numero 8, e dove c'è allestita una meta come in un circo, e davanti al Duomo, numero 9, la facciata è trasformata in un tempio antico. L'autore, il regista di questa trasformazione di Vicenza per un giorno in una sorta di Roma è Gian Giorgio Trissino, che aveva visto gli apparati trionfali degli ingressi di Leone X a Firenze, e viene citato letteralmente 20 anni dopo, 30 anni dopo nell'ingresso vicentino, e l'architetto è Andrea Palladio. Palladio quindi nel 1543 è per la prima volta architetto pubblico della città, viene chiamato per la prima volta a lavorare per la città,
viene definito per la prima volta nei documenti architetto, ed è come se da quel momento la sua carriera cominciasse. Ho sempre trovato molto impressionante che l'inizio della carriera di Palladio coincida con una sua trasformazione di Vicenza attraverso un grande apparato trionfale effimero che durerà solamente un giorno, perché verranno smontato il giorno successivo e i pezzi dell'apparato verranno venduti, le colonne, i capitelli di legno verranno venduti nei mesi successivi. È come se Palladio all'inizio della sua carriera creasse un enorme modello a scala urbana di quello che sarà poi il suo intervento sulla città, perché per il resto degli anni Palladio cercherà di trasformare in pietra, calce e mattoni questi apparati trionfali di legno e di stucco. È in qualche modo un inizio, una premonizione, e in diverse facciate di palazzi come la nostra, per esempio questa di Palazzo Barbarano, l'esuberanza dell'apparato trionfale ricorda proprio quella occasione in cui sopra le murature medievali della città venivano sovrapposti archi trionfali, il Duomo gotico veniva trasformato in un tempio all'antica con come acroteri le virtù teologali e come dire, la città si trasformava. Dicevamo Palladio. Il primo documento emerso, questo ve lo mostro anche per ricordarci sempre la quantità di cose ancora da scoprire. Non immaginate che Palladio sia un territorio ormai completamente brullo e spoglio per gli entusiasmi dei giovani ricercatori come voi. Dovete immaginare che moltissimi hanno scritto su Palladio, ma non così tanti hanno studiato Palladio, e ancora è possibile fare delle scoperte sensazionali. Questo documento è stato scoperto qualche mese fa da Edoardo Demo all'interno dell'Archivio di Stato di Vicenza, in un fondo che era già stato visto da Gian Giorgio Zorzi, che quindi sembrava a tutti non potesse riservare sorprese. Perché è molto affascinante ai miei occhi questo documento? Perché è proprio il momento, secondo noi, in cui nasce il nome Palladio. Vedete, Palladio è in questo momento testimone nella casa di Valerio Belli, il famoso incisore di cristalli, peraltro un'amicizia che supponevamo, ma che solo questo documento prova. E gli atti notarivi venivano rogati nelle case e quindi venivano chiamati dei testimoni che erano presenti nella casa per ragioni di amicizia o di lavoro. Bene, vedete che a casa di Valerio Belli c'è un giovane, siamo nel 39, quindi Palladio ha 30 anni, 31 anni. E vedete, è scritto Maestro Andrea Lapicida, poi però la parola Lapicida è cancellata, poi viene messo un Q, che vuol dire Quondam, cioè figlio di, Palladio o Palladi, genitivo, di nuovo cancellato, e scritto scultore. È come se il notaio abbia detto, ma tu chi sei? Cioè che scrive Palladio Lapicida. Palladio dice, no, non sono un semplice lapicida, e si propone come Palladio, questo soprannome di cui parleremo fra un attimo. È qualcosa però che il notaio non accetta, non capisce, scrive in un primo momento, poi cancella, quindi è Andrea scultore, Quondam, figlio di maestri, vedete MRI, maestri Petri, suo padre, ma anche qui il maestri è cancellato, perché sappiamo che il padre di Palladio non era un figlio d'arte, suo padre era un cognato. Cioè vedete che qui noi avevamo fino ad oggi, il primo documento in cui era scritto il nome di Palladio era del febbraio del 40. Questo documento ci, come dire, arretra di 8 mesi e è come se rappresentasse plasticamente il momento in cui nasce questo nome. Quindi una scoperta affascinante, recentissima. Un nome poi destinato a diventare un mito. Voi sapete che Palladio è da un lato il nome del grande scrittore latino di agricoltura, dall'altro è anche Pallade Atena. Infatti nel sigillo di Palladio in cima, vedete, è presente una civetta, cioè l'animale sacro ad Atena, e al centro quello che potrebbe essere un ulivo, e quindi la pianta donata alla città nella contesa fra Atena, ad Atene, nella contesa fra Atena e Mercurio, e quell'albero è lo stesso che abbiamo piantato al centro dell'edificio del cortile per altre ragioni.
Però Palladio, come vedrete, è anche il nome di uno dei protagonisti dell'Italia liberata dai Goti, una grande epopea scritta da Gian Giorgio Trissino, il mentore di Palladio, in cui Palladio è il nome dell'angelo custode dei buoni, cioè l'angelo che compare in sogno al generale Belisario e lo consiglia su come sconfiggere i cattivi goti, cioè i tedeschi, cioè la cattiva architettura gotica da un certo punto di vista. Allora, ricominciando, ma avendo in mente questo 43 come inizio di una nuova carriera di Palladio, 1508, lo Stato di Venezia in quegli anni, sapete, arriva a comprendere Brescia e Bergamo, cioè si sposta in quella che oggi è l'odierna Lombardia, e naturalmente anche la parte dell'Istria dall'altra parte del mare. Noi sappiamo che Palladio viene messo, comincia a lavorare come tagliapietra. Sappiamo di un contratto nel 1521 in cui Palladio viene messo a bottega di un tagliapietra padovano, e il dato interessante è che Palladio comincia a lavorare proprio con le proprie mani. Palladio non comincia come Scamozzi, per esempio, dalla biblioteca, ma nemmeno si può pensare che Palladio sia un figlio d'arte come Raffaello, per esempio, figlio di un pittore. Palladio è figlio di un piccolo imprenditore nel ramo dei mulini, che affitta e subaffitta mulini. La scelta questa idea di una professione legata alla costruzione è possibile che arrivi a Palladio dal suo padrino di battesimo Vincenzo Grandi, uno scultore vicentino però residente a Padova in quegli anni, che può averlo indirizzato. Questa come dire, inizio di Palladio dal cantiere, vedrete, è estremamente importante, perché proprio provenire dal cantiere dà a Palladio una serie di, come dire, punti di vista molto originali. Il primo è la considerazione del disegno non come immagine ma come strumento per la costruzione. Per Palladio il disegno è qualcosa che serve per costruire, non è un'immagine, è uno strumento. La seconda cosa è questo è, come ha osservato Howard da tempo, un tagliapietra è abituato a suddividere in elementi un sistema da realizzare in pietra, quindi questa idea del sistema, dei blocchi che vanno uniti, quindi pensare alle cose come un sistema omogeneo. Il terzo elemento, una straordinaria capacità tecnica che gli permette sempre di trovare una soluzione tecnica alle proprie necessità espressive. Vedremo nel corso della nostra conversazione come Palladio sempre riesca a trovare una soluzione tecnica sofisticata all'interno delle tradizioni, perché Palladio sviluppa tecniche più antiche soprattutto, e questo è grazie al suo inizio. Questa è la famosa documento in cui Palladio viene registrato nel sindacato, nella fraglia, diciamo, dei tagliapietra. Vedete che c'è scritto Andrea Fiolo de Piero da Padova Monaro, Garzon del Magistro Zuana e Magistro Ierolimo, compagni tagliapieria in Pedemuro. È la registrazione 1524 di Palladio come affiliato alla bottega dei cosiddetti fratelli e compagni di Pedemuro, Giovanni e Giacomo Pittoni. Da tempo Howard ci ha portato ho usato sempre questo disegno per ricordarci la trasformazione. Vedete, questo è un disegno fiorentino ancora del 400, ma dove c'è scritto: vuoi essere un buono disegnatore e a diventare uno buono architettore. Questo è, dobbiamo immaginarci, che è la progressione dell'attività di Palladio. Comincia come scalpellino, comincia però a imparare il disegno, è nella bottega più aggiornata della città, una bottega in cui passano San Micheli, Sansovino, in cui come dire, è possibile che Palladio veda dei disegni. Recentemente abbiamo scoperto che Giovanni da Pedemuro aveva dei disegni, aveva molto probabilmente dei disegni di antichità romane che vengono passate al giovane Palladio. Certo è però che l'elemento chiave nella trasformazione di un buon capomastro in un architetto mitico come Palladio la dobbiamo al suo mentore principale, Gian Giorgio Trissino.
Gian Giorgio Trissino è un intellettuale, un uomo d'azione, crede in un classicismo militante, cioè vuole cambiare il mondo intorno a sé, come Leon Battista Alberti aveva insegnato all'aristocrazia veneta, veneziana e di terraferma, e come dire, è una figura chiave nella invenzione della figura di Palladio. La leggenda vuole che Palladio e Trissino si incontrino nella villa di Cricoli, la villa che Gian Giorgio Trissino sta costruendo appena fuori dalla città, una villa suburbana come già aveva fatto Pietro Bembo e che stava cominciando a fare al Bisecornaro. E io non avevo mai creduto a questa leggenda dell'incontro a Cricoli perché non era supportata da documenti, però mi sono accorto recentemente che nell'itinerario di Schott del 1601, quindi molto vicino alla morte di Palladio, 21 anni dopo la morte di Palladio, è qui che nasce. La cosa singolare è che poi questa viene tolta nelle edizioni successive, però è scritto, vedete, primi pili juvenis, qui giovane, in eo, sta parlando di Cricoli, l'apicidam se genes, cioè l'idea che l'incontro fra Trissino e Palladio avvenga nella villa di Cricoli ha una conferma almeno letteraria di cui non ero a conoscenza e che in qualche modo rinforza, ma in ogni caso, qualsiasi cosa sia, nel 1538, il cantiere di Cricoli è intorno alla metà degli anni 30, Palladio è registrato a casa di Gian Giorgio Trissino. Quali sono, come dire, gli elementi che trasformano Palladio da buon capomastro di provincia, da ottimo costruttore? Chi di voi è familiare all'architettura padovana, qualcosa di simile ad Andrea Moroni, cioè un ottimo costruttore in grado di dare risposte ai suoi clienti, ma cosa lo trasforma? Quali sono gli elementi che Trissino riesce a comunicare a Palladio? Bene, gli interessi di Trissino sono vastissimi nel grande mondo delle conoscenze del mondo antico. Voi dovete immaginare che l'idea di Trissino è di trasferire nel suo presente tutta la maggior parte della sapienza del mondo antico, cioè l'idea di utilizzare il passato per costruire un futuro. È una vera e propria visione di classicismo militante che passa attraverso la riscoperta del teatro antico. Trissino scrive delle commedie o delle tragedie come per esempio la Sofonisba, che poi verrà messa in scena da Palladio come regista all'interno del grande salone della Basilica Palladiana negli anni 50 e negli anni 60, nel 62. L'altro tema è la milizia antica, cioè l'arte della guerra dei Romani. Cioè Trissino è convinto che la trasformazione dell'esercito veneziano e il passaggio da truppe mercenarie a truppe di leva venete passi attraverso il grande insegnamento dei generali romani. Cioè come l'esercito romano era un esercito di contadini che prestavano servizio e per la propria nazione, allo stesso modo Trissino pensa che l'esempio di Giulio Cesare, l'esempio dei grandi generali antichi, possa essere un modello per l'esercito veneziano per trasformare la propria realtà militare. E non è un caso che il primo disegno a stampa di Palladio, cioè la prima rappresentazione a stampa di Palladio nel 1547, sia l'accampamento romano, sia la ricostruzione del castrum romano, che è un problema che aveva affascinato tutti gli architetti da Serlio e ovviamente gli umanisti, che viene pubblicata come illustrazione nell'Italia liberata dai Goti. Che questa sia di Palladio è un'ipotesi, ma come dire abbastanza convincente. Quindi anche qui l'inizio del rapporto di Palladio con la carta stampata avviene all'interno di un libro di Trissino con un'immagine militare. L'altro elemento fondamentale, di cui si è accorto Howard Burns da tempo, è che nella pianta della villa di Cricoli troviamo già una serie di elementi che caratterizzeranno le ville di Palladio, cioè la successione di una suite di stanze, vedete 1, 2, 3, che diventeranno uno dei tratti costitutivi del modo di comporre di Palladio. Questi sono degli studi per quello che poi Howard ha sviluppato con Mauro Zocchetta nel famoso gioco della villa, scusatemi, in cui ci siamo accorti che
in tutte le ville di Palladio, o in gran parte di esse, gli ambienti sono sempre gli stessi, cioè Palladio usa le stesse dimensioni di stanze nei suoi edifici di villa, naturalmente cambiandone la disposizione. E la sequenza è sempre di una sala rettangolare, 24 x 16, di una sala quadrata, 16 x 16, e di una sala rettangolare, che lì è quella più piccola, gialla, che è 16 x 12. Componendo questi elementi, Palladio comincia la sua progettazione, la sua definizione degli edifici, ed è proprio quest'idea dell'architettura come lingua, cioè come un'architettura che è fondata su una serie ben scelta di elementi, di vocaboli, legati fra loro da una sintassi, che è forse uno dei lasciti più forti di Trissino nei confronti di Palladio. Howard da tempo attirava l'attenzione a questi disegni. Questo è un disegno sorprendente perché, vedete, sono una serie, dovete immaginare che le piante riguardano tutte lo stesso edificio, un edificio che poi non verrà mai costruito, e sono varianti per lo stesso edificio, in cui possiamo proprio vedere come Palladio usa questo suo sistema combinatorio. Chi di voi è familiare ai disegni di Michelangelo e ricorda come Michelangelo sovrapponga una sopra l'altra le soluzioni, invece vedete come Palladio le mette una accanto all'altra, perché qui sta dicendo potrei fare un lungo atrio, 2 stanze e un cortile con una scala ovale, ma no, potrei fare l'atrio sì, però poi una loggia, un cortile più piccolo, un'altra loggia, una scala rettangolare. No, la scala potrebbe essere tonda. Cioè vedete come lui muove gli elementi, ci sono 20-21 varianti, alcune a penna, altre addirittura a gessetto o a grafite, e qui riusciamo proprio a vedere questa lingua di Palladio. Bene, noi sappiamo che Gian Giorgio Trissino ha fortissimi interessi sulla grammatica, sulla linguistica, propone anche una riforma dell'alfabeto, e come dire, questa idea dell'architettura come linguaggio è qualcosa che, come dire, è scesa fra i due. Naturalmente però il passaggio cruciale che sappiamo aver fatto Trissino su Palladio è di averlo portato a Roma, cioè avere trasformato un giovane architetto provinciale che aveva visto le antichità romane solamente a Verona, portandolo nella capitale. Il tema dei viaggi a Roma di Palladio è molto più complicato di quello che immaginate, e anche qui, per chi avesse idea di cominciare gli studi palladiani, vi faccio notare quanto vaga è la nostra conoscenza. Cioè, vedete, noi sappiamo di un primo viaggio nell'estate del 41, ma noi non abbiamo nessun documento su quel viaggio, sappiamo solamente che Trissino va a Roma nell'estate del 41 e ritorna a settembre. Allora, esiste una biografia di Palladio, manoscritta, scritta nel 1617 da Paolo Gualdo, che dice: Palladio andò a Roma 5 volte, 3 volte con Trissino. Sulla base di questo, dato che Trissino nel 41 è a Roma, immaginiamo che Palladio sia andato a Roma con lui. Un secondo viaggio nell'autunno del 45. Questo è un viaggio che per una certa serie di ragioni possiamo pensare sia vero. Il terzo viaggio per 8 mesi dall'autunno del 46 a luglio del 47, questo è l'unico documentato, perché sempre Edoardo Demo ha trovato negli atti di un processo una testimonianza di Giovanni Battista Maganza di quei mesi a Roma con Palladio, ed esisteva anche una lettera che ce lo documentava. Poi un molto improbabile ma possibile quarto viaggio, che però dovrebbe situarsi fra il 24 novembre e il 24 dicembre del 1549. La morte del Papa avrebbe attirato Palladio a Roma per poi però deluderlo. Mi pare molto difficile che in un mese d'inverno Palladio vada e torni da Roma immediatamente. E un quinto viaggio nel 54. Anche di questo ne parla Gualdo, ma non abbiamo nessun documento, è una nostra deduzione. Per cui vedete come su un tema cruciale come i viaggi di Palladio a Roma le ipotesi sono maggiori delle certezze. Comunque, naturalmente noi abbiamo, come dire, alla mancanza dei documenti possiamo supplire con dei dati di fatto
nelle opere di Palladio. Ad esempio, una cosa che notava già Jim Ackerman negli anni 60 è che questo tipo di edifici, o meglio la nudità di queste facciate, Ackerman notava proprio che erano una antichità nuda, vedete, senza ordini, solo lisce facciate, non poteva prescindere dalla vista dell'esterno del Pantheon e delle terme. Cioè Ackerman diceva, mentre un capitello lo posso conoscere anche da un quaderno di schizzi altrui, questa antichità priva di decorazione, questo linguaggio terso, pulito, solo murario, non può che derivare dalla visione diretta di Palladio del retro del Pantheon, degli spazi delle terme. L'altro elemento che ci impressiona, perché quelli sono disegni dei primi anni 40, è il fatto che a partire da Villa Pisani a Bagnolo cominciano ad apparire le grandi volte in muratura. Questo è un altro elemento che ci fa, come dire, immaginare con molta probabilità la presenza di Viaggio di Palladio a Roma nel 41, perché nel 42 su Villa Pisani a Bagnolo cominciano a comparire, la vedremo mercoledì, questi grandi spazi voltati all'antica, che anche quelli difficilmente prescindono dagli esempi antichi e moderni, perché le fonti sono naturalmente gli spazi voltati romani antichi, ma anche la cappella paolina di Antonio da San Gallo, per esempio. E quello che vorrei farvi notare come proposta per avere un po' degli schemi in cui inserire la massa di informazioni dei prossimi giorni è che in qualche modo il linguaggio di Palladio come dire, ha una sua omogeneità all'interno dei decenni. Cioè, se immaginiamo il viaggio a Roma nel 41 e la Villa Pisani a Bagnolo del 42, noi vediamo che all'interno degli anni 40 è possibile definire una certa tipo di linguaggio palladiano e possiamo vedere e possiamo vedere alcuni elementi di questo linguaggio. Cioè, nelle prime ville la sostituzione dei tetti a travi come questo con delle coperture voltate. Voi dovete immaginare che la villa tipica veneta pre-palladiana ha questo salone lungo ricoperto a travi. Improvvisamente Palladio introduce una spazialità completamente nuova. Mercoledì vi lascerà senza parole. Voi dovete immaginare che se voi siete un vicentino del 500, un tipo di spazio domestico così non lo avete mai visto, perché è un tipo di spazialità solamente delle chiese. Queste grandi volte sono un elemento che nel Veneto era già entrato grazie a Falconetto alle porte padovane, ma che è con Palladio che viene, come dire, trasferito. Un altro elemento che ci fa immaginare, come dire, il viaggio di Palladio a Roma all'inizio degli anni 40 è anche un cambiamento radicale nel suo modo di disegnare. Questo è il progetto per Palazzo Porto, come lo conosciamo adesso, come viene cominciato nel 46 per essere completato nel 52, ma guardate questo disegno, che probabilmente è un primo disegno per Palazzo Porto fatto intorno ai primi anni 40. Come dire, se noi poi lo paragoniamo al disegno successivo, che invece datiamo negli anni 40 post viaggio romano, potete vedere la differenza radicale. Vi invito a notare, qui c'è David Hensel in fondo che lo ha notato per primo, uno degli elementi importantissimi degli anni 40 di Palladio è la comparsa dell'entasi sulle lesene. Cioè un elemento, vedete, mentre qui la lesena o parasta è, come dire, vedete, priva di entasi, cioè semplicemente una striscia rettangolare, come vedremo oggi all'esterno di Palazzo Thiene e come fa sempre Giulio Romano, per esempio. Nel progetto successivo invece compare, vedete, l'entasi. È un elemento quindi che nei disegni per la prima volta compare nel 1500, a partire del 1546, e lo vediamo chiaramente perché sapete che l'entasi è quel gonfiarsi della colonna
che avviene a un terzo della sua altezza. Infatti nei disegni vediamo che Palladio comincia a segnare con uno stilo il terzo di altezza, perché bisogna far ingrandire le linee per poi arrivare verso in cima. Ecco, anche questo cambiamento di massa, di corposità dell'architettura è qualcosa di difficilmente pensabile senza il viaggio a Roma. Palazzo Porto è realizzato per Isepo Porto e suo figlio Leonida, nel famoso ritratto di Paolo Veronese, a cui Howard adesso ha dato anche una nuova interpretazione che trovate sull'ultimo numero di Domus e sul catalogo della piccola mostra su Veronese che abbiamo a Piano Nobile, che vedremo oggi pomeriggio. E qui vorrei farvi un veloce ragionamento sui committenti di Palladio. Vale a dire, Isepo Porto e suo figlio Leonida sono talmente fieri del proprio palazzo da farsi ritrarre, vedete, vestiti come antichi romani nelle statue dell'attico del palazzo, Isepo Porto e Leonida Porto. Cioè c'è una fortissima identificazione fra questi proprietari e la nuova architettura. E Palladio nei 4 libri scrive questo testo fondamentale di cui ci parlava, citato prima da Howard: presso coloro che conoscono quanto sia difficile introdurre un'usanza nuova, massimamente di fabbricare, cioè una nuova architettura, io sarò tenuto molto avventurato, cioè fortunato, avendo ritrovato gentiluomini di così nobile e generoso animo ed eccellente giudizio, che abbiano creduto alle mie ragioni e si siano partiti da quella invecchiata usanza di fabbricare senza grazia e senza bellezza alcuna. Ecco, dovete immaginare che la Palladio Story è la storia di Palladio, ma anche di una classe dirigente vicentina che scommette sul cambiamento, che adotta questa nuova architettura. Perché lo fa? Lo fa perché, per molte ragioni, una delle quali è che, come è una cosa di cui parlerete con Edoardo Demo, Howard e la Donata Battilotti venerdì nella tavola rotonda, queste famiglie vicentine erano tra i migliori produttori europei di seta. Cioè le grandi famiglie aristocratiche vicentine, completamente diverse da quelle spagnole o da quelle anche di altre parti d'Italia, lavorano, sono delle famiglie nobili ma di imprenditori. E qui vi ho fatto questo piccolo schema su come le singole famiglie avevano, come dire, venditori, cioè avevano punti vendita nelle principali mercati europei. Vedete Lione, uno dei maggiori, perché era il maggiore mercato della seta, ma anche Lisbona, Londra, Norimberga, Parigi, eccetera. E queste famiglie, è una specie, dovete immaginare, di struttura estremamente dinamica, in cui le famiglie aristocratiche mandano i figli all'estero, spesso li mandano prima con compiti militari o diplomatici presso le corti. I giovani Valmarana vengono mandati nella corte austriaca a crescere, creano dei legami, i Piovene vanno prima in Piemonte e in Savoia come capi militari e poi la seconda generazione avrà il monopolio del sapone, per esempio, o della zecca. E è molto importante immaginare che la Vicenza del Cinquecento, questa è una veduta del 1580 della città, vedete la città aveva proprio delle vere e proprie aree produttive. Qui è poco lontano da noi, è a Ponte Pusterla, dove vedete c'era tutta una serie di mulini. Questi alti mulini a 2 piani con 2 ordini di finestre sono i mulini da seta, perché naturalmente la seta veniva prodotta nelle campagne, venivano allevati i bachi, per quello qui abbiamo piantato un gelso per ricordare nel Palladio Museum questo rapporto con la parte produttiva, venivano allevati i gelsi nei brogli, venivano nutrite i bachi con le foglie di gelso e poi si filava la seta in città. Ecco quindi che le ville, ed è un elemento importante per il nostro ragionamento, sono delle vere e proprie sorta di fabbriche, non sono dei luoghi di villeggiatura. La particolarità delle ville venete, in particolare di quelle palladiane, è di essere delle vere e proprie luoghi di lavoro, in cui la residenza del padrone, del proprietario,
è, come dire, collegata con la parte produttiva, barchesse, cioè delle grandi tettoie. La cosa interessante è che questa integrazione fra la parte dominicale, cioè del dominus, e la parte produttiva, comincia già nel 1542. Questo è un progetto per Villa Pisania Bagnolo, con, vedete, già un sistema complesso in cui la villa si integra alle barchesse. La cosa che non viene realizzata, perché vedete che nella villa effettivamente è costruita, che è questa, poi di barchesse ne esiste solamente una parte posteriore da questo lato, ed è veramente una caratteristica delle ville vicentine degli anni 40. Negli anni 40 Palladio costruisce ville per i vicentini, in cui lui non riesce ancora a organizzare un sistema simmetrico. Anche nel caso del progetto per Villa Poiana, che vedete qui, alla villa Palladio riesce a progettare solamente una barchessa sul lato sinistro, e in effetti vedete nella villa costruita è la villa che è qui e poi l'unica barchessa costruita. Quindi c'è una volontà di Palladio di creare un tipo, ma poi, come nel caso anche di Villa Saraceno a Finale, la barchessa, in questo caso ottocentesca, avviene solo da un lato. Quindi la caratteristica degli anni 40 è la nascita dell'idea della villa come sistema integrato di parte residenziale e produttiva, ma l'impossibilità a realizzarlo per dei committenti che non hanno delle grandi disponibilità economiche. Naturalmente, questo è un caso interessante in cui possiamo vedere come Palladio lavori in una villa. Vedete, questo è un progetto per Villa Paglierino a Lanzè, vedete la sequenza delle corti chiuse, una prima corte rustica, poi una cosa che separa la corte di lavoro dalla pertinenza della villa, quindi odori e rumori molesti restano lontani dalla villa. Se noi cerchiamo di capire cos'è questa strana cosa, lo capiamo perché per fortuna Howard, ancora negli anni 70, pubblica questa mappa delle preesistenze di Villa Paglierino, in cui riusciamo a vedere la villa preesistente. Vedete, qui c'erano tutta questa serie di murature, qui vi ho messo vicino il disegno e la villa. Vedete, questa corte è questa grande corte, quindi questi edifici richiamano edifici già esistenti. Poi questa seconda è questo orto e bosco delle Nogare, cioè è questo elemento. La villa andava messo qua e questa parte cintata, vedete, arrivava fino al fiume. Quindi vedete come Palladio sia costretto a interpolare il suo progetto con le preesistenze della villa. Gli anni 40 culminano col 1549 con la costruzione della basilica. Questo naturalmente è il grande edificio, è per Palladio il cambio veramente radicale. Palladio presenta un progetto nel febbraio del 46, ancora ha accanto a sé Giovanni da Pedemuro, come se l'anziano maestro dovesse garantire per questo giovanissimo, sapete, ma ne parleremo oggi tra poco nella visita. Comunque la basilica è proprio il progetto in cui Palladio sviluppa un linguaggio a partire da dei progetti che erano più ispirati a San Micheli, a Sansovino, e sviluppa un linguaggio proprio. Quindi gli anni 40, vedete, si aprono a partire con le ville come Villa Pisania Bagnolo, con la scoperta delle grandi volte, con l'inizio della definizione della villa come sistema integrato di parte residenziale e parte produttiva, con i primi palazzi di città, ma soprattutto con il grande progetto. Sapete che sulla basilica Palladio per tutta la vita prenderà i famosi 5 ducati al mese di stipendio come architetto della basilica, questo fino alla morte nel 1580. La seconda decade, 1550, e vi propongo la fine del 58, inizia con, come dire, la tesi di PhD di Palladio. Come dire. Già la basilica era stata la soluzione, ma il suo primo libro, come dire, che lo consacra come architetto è Palazzo Chiericati. Palazzo Chiericati è un edificio come non esistevano prima. Palladio progetta altri palazzi, Palazzo Porto per esempio, ma
il Palazzo Chiericati è veramente una nuova architettura, vedete, completamente attraversato da un portico, da una strada, oggetto ambiguo, parte palazzo di città, parte villa con due grandi logge, ne parleremo tra poco davanti all'edificio, ma questo è veramente il cambiamento, quello è l'architettura in cui Palladio chiude la fase eclettica, cioè la fase in cui si ispira ad altri architetti, e diventa veramente un linguaggio personale. Un linguaggio personale dove, vedete, sono protagoniste le colonne libere e come dire, che non potrebbero essere realizzate se non in mattoni. Naturalmente delle colonne libere in pietra come quelle di Palazzo Massimo, le colonne a Roma sarebbero costosissime. Palladio mette a punto questi mattoni a forma di lunetta che composti realizzano delle colonne di mattoni che poi, rivestite di intonaco, simulano la pietra. Quindi Palladio riesce a creare una sorta di architettura low cost, cioè di realizzare delle grandi colonne libere usando i mattoni e non la costosa pietra. Questo è uno degli elementi chiave del suo linguaggio, che si afferma proprio all'inizio degli anni 50. Noi domani saremo con David alla Villa Molina, dove ancora resistono, vedete, queste 10 enormi colonne. Colonne libere, ma anche l'invenzione del pronao, cioè dell'idea di questa parte sporgente dal corpo della villa, che nel caso di Villa Chiericati a Vancimuglio è posteriore, ma sappiamo dai disegni che è qualcosa di progettata nel 52. E poi diventa linguaggio comune nelle grandi ville per i veneziani, perché quello che caratterizza gli anni 50 è anche un salto di scala della committenza, non più committenti vicentini ma grandi famiglie veneziane con delle possibilità economiche non commensurabili a quelle dei vicentini. È il caso dei Cornaro, gli eredi della famosa regina di Cipro, ed è il caso delle altre ville, Badoer, eccetera. Sono anche gli anni in cui Palladio comincia un'attività editoriale. Vengono pubblicate nel 1954 due piccole guide di Roma, le antichità di Roma e le chiese di Roma, nello stesso anno, e sono dei piccoli libri che sono stati difficili da comprendere per gli storici dell'architettura, che si immaginavano una guida alle antichità di Roma come dire con disegni, ma invece è più all'interno di un'altra cultura delle descrizioni di Roma, però è un inizio di Palladio, un ingresso nel mondo dell'editoria, qualcosa che naturalmente avviene a Roma probabilmente con una mediazione di Trissimo. Nel 54 le guide di Roma, ma nel 56 la grande impresa delle illustrazioni al Vitruvio di Daniele Barbaro. Il Vitruvio di Barbaro, che è un elemento fondamentale. Daniele Barbaro non è così fiera da averne in mano il manoscritto nel famoso ritratto di Paolo Veronese. Palladio realizza per l'edizione del Vitruvio queste straordinarie illustrazioni archeologiche in proiezione ortogonale, inventandosi anche dei sistemi di rappresentazione, vedete come le colonne trasparenti che ti servono a rendere i diversi layer dell'immagine, cioè di farci vedere dietro questa colonna il portale ionico, e anche la proiezione della volta. Il Vitruvio, ne parleremo domani davanti a Villa Barbaro a Maserma, è il momento in cui Palladio, come dire, entra anche proprio a un altro livello di committenza. Daniele Barbaro, grande intellettuale veneziano, e come dire, dal 56 in poi Palladio comincia ad andare verso la capitale, Venezia. Elementi fondamentali del Vitruvio, come per esempio vedete la presenza del timpano sopra la casa del privata, un elemento importante di cui parleremo nei prossimi giorni. E i grandi committenti veneziani vuol dire grande capacità di spesa, e quindi vuol dire veramente la nascita di questo tipo integrato tra casa domenicale e parte produttiva. È il caso di Villa Emo, è il caso di Villa Barbaro a Maserra, è il caso naturalmente di Villa Badoera Frattapolesini. Tutte ville che datiamo con difficoltà, ecco, perché quello che vorrei dirvi è che non abbiamo nessuna idea vera delle date precise delle grandi ville paladine. Pensate che di tutte le grandi ville degli anni 50
In nessun caso abbiamo certezza sulle date, mancano completamente i documenti. Addirittura, se le grandi ville, Emo, Barbaro, Badoer, non fossero nei 4 libri, noi non sapremmo neanche con certezza che sono di Palladio, perché non abbiamo documenti che leghino Palladio a quei cantieri. Questo sistema ormai, vedete, armonico, in cui la villa e le barchesse si legano come un insieme, sapete che deriva da una sorta di fraintendimento di Palladio che, rilevando le rovine del tempio di Ercole Vincitore a Tivoli, dove vedete qui c'è il corpo del tempio e qui le 2 ali di portici, Palladio qui scrive: questo sia uno palacio antiquo e sia a Tivoli alla Porta del Sole. Quindi Palladio si convince che il tempio di Ercole Vincitore sia in realtà una villa imperiale e che quindi questo sistema che integra, vedete, la naos del tempio ai portici per i fedeli sia invece qualcosa che lega, vedete come nelle ville, la parte domenicale e la parte, come dite, produttiva, in questa ricostruzione di Villa Saraceno sulla base dei 4 libri. Perché ce ne accorgiamo in questi giorni, ma è molto parlante il confronto fra una villa quattrocentesca come Villa Roberti a Brugine e una villa Saraceno, perché vedete, gli elementi sono gli stessi. Questo è la casa del padrone, questa è la barchessa, questa è la colombara, questa è l'aia. La differenza, vedete, che qui sono posizionati secondo logiche funzionali, mentre nella villa di Palladio questi sono trasformati dall'architettura, cioè gli elementi sono gli stessi, ma gli viene data una forma. E questo è il passaggio chiave di Palladio, cioè il passaggio fra una, diciamo, fattoria funzionale e una nuova tipologia, qualcosa che avremo modo di ragionare. Gli anni 50 quindi sono una sorta di salto di scala nella committenza, di arrivo a contatto con le grandi famiglie veneziane. Quindi se gli anni 40 sono gli anni dell'affermazione a Vicenza, che culminano con la Basilica, gli anni 50 sono gli anni in cui la grande aristocrazia veneziana sembra voler testare il giovane architetto in campagna, nelle loro grandi ville, per poi farlo approdare in città. E infatti nel gennaio del 59 Palladio è, come dire, presente, sorveglia i contratti per la facciata di San Pietro di Castello a Venezia, la cattedrale patriarcale, e Marcantonio Barbaro, suo committente nella villa di Maser, è presente all'atto. E bisogna dire che Palladio è sostenuto a Venezia da un gruppo ben preciso di famiglie, Barbaro, Grimani, sono quelli che poi gli commissionano le ville, i Corner, che sono un gruppo di famiglie che hanno strettissimi legami con la curia romana, perché sono le famiglie da cui escono i vescovi e i cardinali veneziani. Quindi controllano il mondo ecclesiastico, e questa è la ragione per cui le commissioni di Palladio a Venezia negli anni 60 sono soprattutto commissioni religiose. La facciata di San Pietro di Castello, che poi viene interrotta, per cui quella che vedete a sinistra è la proposta di Manfredo Tafuri di ricostruzione del progetto originale di Palladio, la chiesa di San Francesco della Vigna, Giovanni Grimani, il patriarca di Aquileia, 64, il grande interventi nella chiesa e nel monastero di San Giorgio Maggiore a Venezia, cose che vedremo insieme giovedì. Palladio comincia con la costruzione di questo straordinario refettorio per il convento di San Giorgio. Vedrete, proprio camminandoci dentro, se ne rende conto, come l'arrivo a Venezia è per Palladio un salto di scala nella dimensione degli edifici. A Venezia, nella capitale, Palladio può, come dire, tentare una ricostruzione non solo delle forme dell'architettura romana antica, ma anche della grandezza degli edifici. Nel caso è impressionante questo portale, che è quello che dà l'accesso al refettorio di San Giorgio, è un portale alto quasi 5 metri, sembra egizio nelle sue dimensioni. Lo stesso il grande convento della Carità, la ricostruzione della casa dei canonici lateranensi, non possiamo usare il termine convento in realtà,
vedete, questo è il grande peristilio. Palladio come dire, ipotizza la ricostruzione di una domus romana nella grandiosità delle dimensioni di Palazzo Farnese. Sembra proprio che Palladio stia sfidando Antonio da Sangallo con un edificio di dimensioni enormi che vedrete addirittura con un enorme arco. La chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia, congregazione cassinese, una chiesa enorme, è l'altro grande cantiere insieme alla basilica. Come dire, vedete come Palladio a Venezia negli anni 60 governa dei cantieri smisurati come forma, ma sono anche gli anni in cui Palladio ipotizza delle trasformazioni che a Venezia sono inconcepibili. Questo è il famoso progetto di Palladio per il ponte di Rialto, che presuppone di radere al suolo perché il ponte è qui, vedete, ma alle due testate del ponte si immagina due piazze. Quando saremo a Rialto tra qualche giorno vedrete che ciò significava demolire un'area densamente popolata, tanto è vero che la proposta successiva di Palladio, vedete, è di spostare le piazze sul ponte, cioè quelle che nel progetto precedente sono vedete, le piazze sono la testata del ponte e il ponte è semplicemente un passaggio. Nel progetto, nell'altra variante del progetto invece vedete che la piazza si è proprio trasferita sull'alto. Un tipo di progetto di trasformazione che sarà accolto molto cautamente a Venezia. Sapete che a Venezia l'immagine della città è una questione sempre politica, cioè il controllo delle trasformazioni della città, e come dire, questa volontà di Palladio di trasformare il cuore economico, una specie di Twin Towers dell'epoca, in una grande piazza antica, non passa. Palladio a partire dai primi anni 60 è veneziano, risiede quasi sempre a Venezia, però ha ancora degli interventi a Vicenza. Palazzo Valmarana nel 1566, la loggia del Capitaniato, progettata probabilmente negli stessi anni ma realizzata intorno all'inizio degli anni 70. Vedete come questi anni 60 sono anche anni in cui Palladio cambia il suo linguaggio con una integrazione nuova fra decorazione e architettura. A lungo si è pensato che la decorazione della loggia del Capitaniato non fosse palladiana, fosse stata qualcosa di costretto a Palladio, perché dovete immaginare che la storiografia palladiana, soprattutto ottocentesca, neoclassica, preferiva un Palladio in bianco e nero, un Palladio solo architettura, il Palladio della Basilica o di Villa Emo, ed era a disagio invece di fronte a questo Palladio in cui architettura e decorazione si intrecciano. Qui secondo me rimane molto affascinante l'interpretazione che Burns pubblica nel catalogo di Palladio Verona nel 1580, cioè ci ricorda come la prima architettura romana antica che Palladio vede è quella di Verona, ed è una romanità provinciale, una romanità barbara, una romanità iperdecorata. Le porte di Verona hanno parti in stucco, parti a rilievo, parti statuali. E poi, osserva Burns, è come se Palladio, che si forma a Verona nelle forme poderose dell'arena, poi vada a lavare i panni nel Tevere, cioè nel viaggio a Roma vede l'antichità augustea del Tempio di Marte Ultore, quindi decida per una lettura dell'antico pulita, astratta, diciamo laconica, ma poi arrivato a 60 anni, ormai insediato a Venezia, ritrovi il suo imprinting giovanile e il suo interesse per un'architettura in cui invece parti a stucco e parti di architettura si compenetrano, così come vedete la presenza dell'ordine gigante, vedete un ordine che segue tutti i livelli del palazzo, sia il Palazzo Valmarana che nella loggia del Capitaniato, è qualcosa che Palladio impara ragionando sulle grandi facciate delle chiese veneziane, quindi riporta negli edifici cittadini la grande. E poi
Naturalmente non dimentichiamo nel 66 la grande invenzione della basilica, della rotonda, questa villa che è generata da una serie come dire, di ecfrasi, perché il luogo è quello della villa di Plinio, il modello è quello della villa dei vescovi di Falconetto, cioè una sorta di macchina per guardare il paesaggio, cioè un luogo da cui uscire nei quattro promeni e guardare il paesaggio intorno a noi. Sapete che c'è un famoso sonetto di Maganza in cui, indirizzato al committente della basilica della rotonda, cioè Paolo Almerico, in cui gli dice tu hai l'edificio più bello di tutti perché hai lasciato la briglia sciolta al cervello di Palladio, cioè hai lasciato che Palladio si esprimesse con questo edificio di cui poi parleremo. Allora, anni 40 affermazione a Vicenza, anni 50 le grandi ville dei veneziani in Campania, anni 60 l'affermazione nella capitale, a Venezia, con grandi progetti religiosi, ma anche con una serie di progetti vicentini importanti, Valmarana, Loggia del Capitaniato, Rotonda, questo palazzo. Gli anni 70 cominciano con i 4 libri. È il momento chiave, negli anni 70 un Palladio 62enne pubblica quella che giustamente è stata definita una sua autobiografia, cioè il racconto della sua vita, con un libro che avrà un'immensa fortuna, ne parleremo oggi pomeriggio, è un libro in cui il primo libro è dedicato ai materiali da costruzione e agli ordini architettonici, cioè alla forma dei volti, cioè le proporzioni delle stanze e delle scale, cioè come se definisse i vocaboli della lingua. Il secondo libro mostra i progetti palladiani, vedete, con una parte molto piccola di testo e largo spazio lasciato alle immagini, vedete, in cui non c'è nessuna rosa dei venti, sono più grafici che vere e proprie ricostruzioni, proprio per renderli disponibili, o come nel caso di Palazzo Thiene, di cui vedremo esistere solo un frammento, ci propone l'intero isolato. Il terzo libro è sulle grandi realizzazioni antiche, dei ponti, come il ponte di Cesare, alle case dei Greci, e anche il quarto libro una selezione come dire, molto efficace degli edifici antichi. Vedete, la cosa interessante è che Palladio nel quarto libro pubblica i grandi edifici del passato. Ad esempio del Pantheon, vedete, pubblica la pianta, un breve testo, poi le sezioni, i dettagli, cioè i 4 libri proprio veicolano una sapienza architettonica antica a cui Palladio non offre non nello stato delle rovine in cui si trovava, ma in una sorta di ricostruzione, come se fosse una lingua viva, come se il latino fosse una lingua viva e non una lingua morta che si può parlare. Gli anni 70 sono anni difficili, perché sono anni in cui gli muoiono i figli, 2 dei 5 figli, sono anni in cui la guerra con i turchi fa diminuire moltissimo le finanze dello Stato veneziano, sono anni in cui quindi si costruisce poco a Venezia. E Palladio diventa l'architetto della ricostruzione di Palazzo Ducale. Quando entra Enrico III al Lido nel 1574 è Palladio che disegna il grande apparato trionfale, cioè di fatto Palladio è l'architetto della Repubblica, è che ci sono pochissimi lavori. Si lavora poco. Palladio si dedica quindi a delle imprese editoriali come la pubblicazione di un'edizione illustrata del De Bello Gallico di Giulio Cesare, ma soprattutto nel 77 alla grande chiesa veneziana Redentore, che in qualche modo è il suo capolavoro, qualcosa su cui lavoreremo molto a Venezia, perché è una villa, è un edificio in cui Palladio disegna tutto, dal basamento alla parte superiore, e come dire che è una vera e propria macchina palladiana perfetta, in cui Palladio mette a frutto lezioni di tutti i decenni precedenti. Marcantonio Barbaro, che era stato a lungo ambasciatore a Istanbul, è il patrizio che sostiene Palladio nell'incarico del Redentore e che farà costruire, lo vedremo domani con Fernando Rigon, a Maser il piccolo tempietto in forma di Pantheon, cioè di una versione del progetto di Palladio per il Redentore, poi non costruito. Sempre negli anni 70, alla fine, Palladio
progetta un'edizione illustrata delle guerre puniche descritte da Polibio, che non verrà dato alla stampa. Progetto finale, che vedremo venerdì, il Teatro Olimpico. È interessante perché è nel 1580, Palladio comincia nel febbraio a pensare al teatro, nell'agosto Palladio è già morto, quindi come dire è l'ultimo edificio, una sorta di testamento. È interessante perché vedete che mentre per tutta la sua vita Palladio ha usato il latino come lingua viva, cioè ha usato il linguaggio dell'architettura romana antica per costruire edifici dei propri tempi. Lui la basilica la chiama la basilica dei nostri tempi, cioè non erano così le basiliche romane antiche, le ville romane non erano come quelle che lui disegnava. Cioè Palladio usa, come dire, le forme dell'antichità per dar vita a edifici contemporanei. Nel caso del Teatro Olimpico, come vedremo venerdì, è l'unico caso in cui invece Palladio fa una ricostruzione archeologica, ricostruendo nel 1580 un teatro come lo avrebbe fatto Vitruvio, cioè come se questa identificazione con l'architettura antica, con Vitruvio, fosse tale che Palladio costruisce un teatro che, sapete, appena costruito è già vecchio, non potrà mai essere usato come teatro perché siamo agli inizi del teatro barocco, quindi viene fatto un primo spettacolo nel 1585, poi viene usato per conferenze fino al 700, quando si ricomincia a usarlo come teatro, ma naturalmente la fissità della grande frontoscena rende impossibile i giochi di macchine, i movimenti, eccetera. Sappiamo pochissimo di Palladio come persona. Abbiamo da qualche fonte, vedete che Vasari, dopo averlo incontrato a Venezia e dopo aver descritto la quantità dei suoi lavori, sente il bisogno di dire che è affabile, che è gentile, che è molto amabile, cioè che ha una grande affabilità personale. E Paolo Gualdo, il primo biografo, 615 è sbagliato, è 617 in realtà la data giusta, ho un mio errore di stampa, ci dà l'unica definizione, vedete, fu il Palladio una conversazione piacevolissimo e molto divertente, sicché dava estremo gusto ai gentiluomini e ai signori con cui trattava, come anche agli operai dei quali si serviva, tenendoli sempre allegri, trattenendoli con molte piacevolezze, e faceva sì che lavorassero allegrissimamente. Aveva gran gusto di insegnare a quelli con molta carità tutti i buoni termini dell'arte, di maniera che non vi era muratore, scalpellino, legnaiolo che non sapesse tutte le misure, i membri e i vari termini dell'architettura. Questa visione di un Palladio, come dire, che non dimentica le sue radici, è in effetti qualcosa che viene registrata anche da Inigo Jones, perché Jones, quando visita Vicenza, sapete, con in mano una copia dei 4 libri che postilla fittamente, accanto al capitello angolare qui di Palazzo Thiene, scrive: i vecchi tagliapietra di Vicenza mi dicono che questo capitello l'ha scolpito Palladio con le sue mani. Cioè ancora nel 1614 è viva a Vicenza la tradizione delle origini di Palladio come scalpellino, tanto da essere ancora oggetto di orgoglio dalla Fraglia. E sul volto di Palladio non abbiamo particolari incertezze, nel senso che è tramandato da un'incisione del 1733 pubblicata nel volume di Montanari sul Teatro Olimpico. Recentemente è uscito questo piccolo quadretto che sembrerebbe della fine del Cinquecento e che quindi ci restituisce il volto di Palladio come ci immaginiamo potesse essere un piccolo quadro in una serie di uomini famosi. Allora, con questo ho cercato di darvi un quadro complessivo dell'attività di Palladio per cercare di darvi degli elementi per muovervi in questa settimana. Cominciamo adesso invece la visita concreta agli edifici, cominciando all'inizio con cominciamo da dove? Da Palazzo Thiene, 1542, un progetto in cui vedrete Palladio registrato nei documenti ancora come tagliapietra, perché il grande progettista del palazzo è Giulio Romano. Poi Palladio, come dire, lentamente si impossesserà dell'edificio sino a trasformarlo.